sono stato in coma, la macchina, e solo la macchina respirava per me. Io mi sono svegliato, o diciamo mi sono reso cosciente, quindi di capire bene cosa sta succedendo attorno al 21 di marzo, qualche giorno prima. 30 giorni di blackout, attaccato a un respiratore, così Mattia Maestri, il paziente 1 di Codogno, ha portato la sua testimonianza di sopravvissuto al Covid. Lo ha fatto con poche e semplici parole al Centro Culturale di Longarone, ospite del convegno organizzato a margine della commemorazione per i 57 anni dal Vajont. La tragedia di ieri, l'emergenza di oggi, il filo conduttore dell'incontro che ha visto alternarsi le voci di autorevoli medici e scienziati come Marco Mazzorana, ricercatore di Longarone nel prestigioso Diamond Light Source di Oxford. Qui si studia la cura al virus anche grazie a un macchinario unico al mondo. Si chiama sincrotrone, è un grande laboratorio che produce un tipo particolare di luce. Attorno all'anello che viene utilizzato per produrre questa luce sono disposti dei laboratori in cui questa luce viene estratta e viene convogliata sui campioni. La scienza quindi a servizio della ricerca per evitare nuove emergenze e nuove catastrofi, ma la scienza da sola non basta, serve la responsabilità di ciascuno su uso delle mascherine e distanze. A dirlo è lo stesso Maestri, uno che il Covid lo ha visto in faccia nella sua forma più aggressiva e brutale. Io penso che non ci sia altro da fare per noi persone comuni, quindi se dovessi suggerire qualcosa è semplicemente di continuare a fare quello che stiamo facendo.